Una legge speciale per Genova per ricostruire rapidamente e aiutare persone e aziende sfollate. La richiesta dei consigli regionale e comunale in seduta congiunta oggi nel capoluogo. Genova riparte dal Salone Nautico, 948 espositori, di cui 62 nuovi, più 7,2% rispetto all'anno scorso. Allo studio la viabilità alternativa. Secondo Ucina sarà una manifestazione di altissimo livello. Attività scolastica al via tra conferme e incertezze anche nel Tigullio. Calano gli iscritti, resta il problema delle nomine dei supplenti e degli insegnanti di sostegno. Partiti i lavori di pulizia e ripristino delle condotte sotterranee di via Entella a Chiavari, zona facilmente soggetta ad allagamenti. Necessario nei prossimi giorni spostare un tubo dell'acquedotto. È entrato nel vivo il pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Sui passi di Bernadette è già scomparsa la stanchezza del viaggio. Il vescovo ha celebrato messa davanti alla grotta di Massabielle. Celebrato a Bargone il bicentenario della nascita di Agostino Roscelli. Il santo, ha spiegato il vescovo, è esempio di semplicità umile e carità evangelica. In festa le suore immacolatine. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. È stato il giorno del dibattito sul crollo del ponte Morandi, sia a Roma alla Camera dei Deputati con l'audizione del ministro Toninelli che a Genova nei consigli regionale e comunale riuniti in seduta congiunta. In entrambe le assemblee è stata chiesta una legge speciale per permettere una ricostruzione rapida e una soluzione tempestiva per il problema degli sfollati. Sfollati che hanno anche protestato oggi in occasione del Consiglio. Intanto la Guardia di Finanza avrebbe individuato i nomi delle persone che potrebbero essere oggetto di indagine per il crollo. Facciamo il punto nel primo servizio. Una legge speciale per Genova che snellisca le procedure per l'affidamento dei lavori di progettazione e di esecuzione delle opere per ricostruire Ponte Morandi, ma che preveda anche la sospensione del pagamento di mutui, tributi, contributi e premi. È una richiesta univoca, quella che arriva dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, i cui consigli oggi si sono riuniti in seduta comune, ma che è risuonata forte anche in Parlamento, dove il Ministro delle Infrastrutture, Toninelli, ha riferito alla Camera in merito al crollo del 14 agosto scorso. Entrambe le sedute si sono aperte con un minuto di silenzio in ricordo delle 43 vittime. A Roma il dibattito politico molto acceso ha visto contrapporsi le forze di maggioranza e di opposizione. Clima acceso durante la seduta anche a Genova con la protesta di un gruppo di sfollati che dagli spalti ha alzato cartelli e ha chiesto a gran voce rispetto. Complessivamente le persone fuori casa sono oggi 556, divise in 225 nuclei familiari. Le imprese della zona rossa sono invece oltre 1200. Il sindaco del capoluogo ligure è intervenuto dopo il presidente della regione, ha provato a riportare la calma chiedendo una burocrazia snella per poter far fronte agli interventi e ha promesso che farà di tutto per far tornare nelle case per alcune ore gli sfollati per prendere le loro cose. Stiamo lavorando per avere un monitoraggio tecnico che ci consenta di dire se è sicuro andare sotto il ponte e sulla base di questo monitoraggio tecnico noi consentiremo alle famiglie di poter riprendersi, sfollate di potersi riprendersi i loro averi, i loro oggetti personali. E consentiremo anche ad alcune aziende di poter non solo lavorare ma ad altre di svuotare o riprendere macchinari o di gestire la situazione. Ripeto, questa è la responsabilità diretta del sindaco e penso che tutti capiranno cosa vuol dire fare una transazione di questo tipo. Al termine del lungo dibattito in aula è stato approvato all'unanimità dai consiglieri regionali e comunali un ordine del giorno che impegna sindaco e presidente della regione e le rispettive giunte a proseguire il percorso che ha visto coinvolte tutte le istituzioni territoriali nell'affrontare quello che di fatto è un'emergenza nazionale. Nel frattempo, nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza ha consegnato alla Procura un elenco di persone che potrebbero avere avuto responsabilità per il crollo del Morandi. Sono 13 nomi di coloro che si sono occupati del progetto di ristrutturazione del viadotto dal 2015, ma potrebbero diventare 25 se i magistrati decidessero di andare indietro nel tempo. I periti dei PM inoltre hanno consegnato una prima relazione sulle probabili cause del crollo, attribuendole ad un cedimento strutturale all'antenna del pilone 9, il punto in cui i tiranti si congiungono all'estremità del sostegno. E studiando i carteggi tra le varie diramazioni del Ministero delle Infrastrutture, gli investigatori hanno confermato come almeno in un'occasione i dirigenti avessero palesato la certezza che sul restyling del Morandi i tempi stessero scadendo.
Genova dunque vuole ripartire, c'è già una prima occasione per farlo, la 58esima edizione del Salone Nautico in programma dal 20 al 25 settembre. A detta degli organizzatori sarà una manifestazione del rilancio del settore, ma anche del capoluogo ligure, colpito appunto dalla tragedia del Ponte Morandi. Sentiamo che la città non si piega al disastro, queste le parole del sindaco Bucci. Sentiamo. Genova non è un'isola, è il messaggio emerso alla presentazione del 58esimo Salone Nautico. C'è un legame stretto tra la manifestazione e la città che, nella visione degli organizzatori, sarà capace di dimostrare la vitalità di Genova, smentendo le voci di una superba in ginocchio. Il sindaco spiega che la città si è ripresa e che il turismo non si è mai fermato. I provvedimenti di viabilità alternativa stanno rispondendo bene, prosegue, e in occasione del Salone forse si riuscirà ad aprire la strada interna all'Ilva. Il Salone Nautico deve essere invece un'opportunità per far vedere che la città è sempre viva, è sempre forte, è sempre grande e lo sarà ancora di più. Faremo il Genova in Blu, che è un'altra serie di eventi del cosiddetto dopo Salone, che consentirà alle persone, ai cittadini e ai visitatori di vedere non soltanto il Salone ma di vedere anche Genova. Il Salone Nautico si presenta come un'edizione del rilancio per tutto l'indotto, 948 gli espositori, più 7,2% di crescita rispetto al 2017. I nuovi sono 62, di cui il 58% dall'estero. Dopo le prime preoccupazioni legate al crollo del Ponte Morandi, i vertici di Ucina ritengono superate le principali criticità. Da parte nostra, per la prima volta nella storia del Salone, abbiamo istituito un presidio 24 ore su 24, per cui durante tutte le ore notturne continuano ad arrivare camion, materiali, allestitori che cominciano a lavorare, per cui c'è una grande cooperazione intorno a noi. Gli organizzatori del Salone Nautico invitano a venire a Genova in treno. È stato triplicato il numero dei convogli diretti verso il capoluogo ligure. Il Comune si occuperà di mostrare in tutti i modi i tratti della viabilità alternativa. Nessun timore dunque, e la prima risposta è arrivata dalle aziende del settore. Nessuna di loro ha fatto un passo indietro. Ricorrono le condizioni perché sia addirittura più interessante dello scorso anno. Il mercato è più importante ancora dello scorso anno. C'è da dire che chi pensava di venire a visitare il Salone oggi pensa magari di venire ancora di più convinto per visitare Genova. Torniamo nel Tigullio con la politica amministrativa. Continua il monitoraggio straordinario dei ponti di Sestri Levante. Durante i sopralluoghi gli uffici tecnici hanno redatto un report che nei prossimi giorni sarà inviato alla Regione. In particolare è emersa la necessità di intervenire con lavori di manutenzione ordinaria che non pregiudicano la funzionalità delle strutture. 3 i casi segnalati che andranno approfonditi. La passerella pedonale in ferro sul Gromolo all'altezza dell'autolavaggio mostra un deterioramento del piano di calpestio. Per questo motivo domani sarà chiusa in attesa di un intervento di messa in sicurezza. Prevista da domani anche la chiusura al traffico veicolare del ponte della Pestella sul Petronio, poiché il pilone centrale mostra una lesione che necessita di un approfondimento e ulteriori eventuali interventi. Da domani dunque potranno transitare solo i pedoni. Infine il ponte di via Pian del Fiume, sempre sul Petronio, mostra una riduzione di circa 1/3 dello spessore dell'arco di mattoni in varie zone della campata. A partire da giovedì 6 settembre sarà consentito il solo passaggio pedonale. Ed è cessato oggi lo stato di grave pericolosità per gli incendi su tutto il territorio regionale. La decisione è stata presa dalla Regione sulla base delle indicazioni giunte dai vigili del fuoco. Le attuali condizioni meteo e la secchezza di terreno e vegetazione non sono più idonee a favorire l'insorgere dei roghi boschivi. Da oggi dunque si può riprendere la normale attività di abbruciamento, per esempio di sterpaglie, nel rispetto però dei regolamenti comunali. Parliamo adesso di scuola. Si è rimessa in moto in questi giorni anche nel Tigullio la macchina della scuola. Nel nostro territorio diversi istituti hanno avviato l'attività per prepararsi al suono della campanella fissato per lunedì 17 settembre. Continua il calo generalizzato del numero degli alunni e permangono i ritardi per la nomina degli insegnanti supplenti e quelli di sostegno. Sul fronte degli obblighi vaccinali ad oggi restano in vigore le disposizioni della legge Lorenzin che le scuole dovranno rispettare. Vediamo. C'è tanto entusiasmo, tanta fervore, gli insegnanti si sono riposati, i dirigenti anche, e quindi ecco la macchina da ieri, con le prime riunioni dei collegi docenti,
si sta rimettendo in moto. Si è rimessa in moto anche nel Tigullio la macchina della scuola. Archiviato il periodo estivo e per gli istituti superiori gli esami di riparazione di fine agosto, il corpo docenti è già in ruolo. In questi giorni ha iniziato il percorso di preparazione per l'avvio delle lezioni fissato quest'anno in Liguria il 17 settembre. Una scuola che deve fare i conti con un calo degli iscritti, conseguenza diretta di un sensibile calo demografico destinato ad accentuarsi anche nel futuro e che deve fare fronte, alla luce dei sempre frequenti trasferimenti, alla copertura degli incarichi con i supplenti, gli insegnanti di sostegno e i collaboratori scolastici. Mancano insegnanti di sostegno, seppur in parte non totale, mancano i collaboratori scolastici, le segreterie anche, quindi io non vedo una grossa variazione. Quando si andrà a regime? A regime si va sicuramente, penso, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Altre sostanziali novità rispetto alla scorsa stagione non ce ne sono, anche dal punto di vista della normativa legata ai vaccini. Nonostante le intenzioni espresse dal nuovo governo, ad oggi resta in vigore la legge Lorenzin, che prevede l'obbligo di essere in regola con le vaccinazioni per poter frequentare asili e scuole. A mio avviso c'è una grande confusione in merito alle famiglie, diciamo, di stare tranquille della scuola dell'infanzia e di seguire gli aggiornamenti che vedranno eventualmente sui vari siti delle scuole. Dagli studi che fanno anche i nostri esperti vale la legislazione precedente, cioè che per entrare alla scuola dell'infanzia bisogna essere tutti vaccinati. Le circolari non hanno valore di legge e quindi se non arrivano delle novità noi ci comporteremo così, sapendo che la situazione dei vaccinati varia tra il 95 e il 100% degli iscritti. Sarà la regola di San Benedetto: ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro e apri dolcemente il tuo cuore. A fare da filo conduttore al corso di formazione per insegnanti di religione proposto per l'anno scolastico 2018-2019 dall'ufficio scuola della diocesi di Chiavari, notizia che leggiamo sul nostro sito teleradiopace.com. Il cammino di formazione di 20 ore intende approfondire il tema dell'educazione con uno sguardo rivolto alla crescita della cultura del dialogo, al fine di valorizzare e di incrementare la competenza umana e professionale dei docenti in servizio nella scuola. Il primo dei 9 incontri in programma sarà venerdì prossimo, 14 settembre, alle 17, con la relazione di Agnese Varsalona, che affronterà il tema Dire Dio oggi all'interno delle sfide e delle sensibilità dell'uomo contemporaneo. Sede degli incontri del corso sarà il Salone di Casa Marchesani a Chiavari. La cronaca: per quasi un anno ha molestato e minacciato l'ex fidanzata. Un 26enne di Rapallo è stato per questo arrestato dai carabinieri di Lavagna. Il giovane, che ha precedenti, ha perseguitato la donna da agosto dello scorso anno sino a giugno. La reiterazione delle sue molestie aveva generato nel tempo paura e ansia nella vittima, al punto da costringerla a radicali cambiamenti nel comportamento e nelle abitudini di vita. L'arresto è stato deciso dalla procura per i reati di lesioni personali e atti persecutori. Voltiamo pagina. Hanno preso il via a Chiavari i lavori di manutenzione, pulizia e messa in sicurezza delle condotte sotterranee di via Entella, nel tratto compreso tra via Magenta e Corso Lavagna. Fino al termine dei lavori è previsto un senso unico di marcia con direzione mare-monte ed è vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli. Ad una prima ispezione le condotte oggetto dell'intervento risultano occupate o occluse per oltre il 50% della loro portata. Siamo andati a vedere. Hanno preso il via nel tratto iniziale di via Entella a Chiavari i lavori di pulizia e ripristino dei condotti delle acque piovane. Una zona particolarmente critica, quella all'incrocio tra via Piacenza e Corso Lavagna, soggetta a frequenti allagamenti anche in caso di piogge non particolarmente abbondanti. L'ultimo episodio in ordine di tempo è il 12 luglio scorso. Qui viene giù un canale da monte e lì il problema è che abbiamo già riscontrato che c'è un attraversamento di un sottoservizio di un tubo dell'acquedotto che impedisce il deflusso importante di questo canale e di conseguenza c'è la fuoriuscita di acqua. Si comincia a liberare bene per capire bene la situazione, anche se abbiamo già fatto le video ispezioni e abbiamo tutto sotto controllo, ma ci sarà in sostanza poi anche la chiusura dell'acqua e la modifica di questo tubo dell'acquedotto per un deposito di 50 cm di materiale, quindi quando viene giù parecchia acqua abbiamo dei problemi non da poco per questa fuoriuscita, oltre più che è un punto molto basso e critico. Per permettere l'esecuzione dei lavori resterà in vigore il senso unico a salire, con l'obbligo di svolta in Corso Lavagna per chi proviene da via Piacenza. Una volta ultimata la pulizia delle condotte sotterranee, difficile
momento stabilire con esattezza i tempi, l'intervento riprenderà più a monte nella zona dell'incrocio tra via Piacenza e via Bado Gianotto. Altra zona nella quale proseguono gli interventi di pulizia della rete delle acque sotterranee è quella del quartiere di Rupinaro. Abbiamo due punti critici che lì ci bisogna rompere sicuramente, allora sull'angolo di via Rupinaro e sull'angolo di Corso Millo, perché lì abbiamo dei passaggi di tubazione che abbiamo già visto con le video ispezioni, sono da modificare perché impediscono il deflusso dell'acqua regolare. Dalla metà di settembre infine partirà un altro intervento nella zona dell'uscita del casello autostradale di Chiavari. In via Fiume, sul lato ponente, dall'incrocio tra via Descalzi e Corso Genova, verranno rifatte tutte le caditoie per un tratto di oltre un centinaio di metri. Bisogna fare partire da Salita Descalzi, andare verso mare fino a innestarsi nel canale primario di Corso Genova che scarica nel Rupinaro, in modo da poter levare l'acqua e creare meno problemi sia alle attività commerciali che a tutti i box che sono sotto. E riprende a Pallo il cantiere per i lavori di ripristino del muro della ferrovia in via Bolzano, nel tratto compreso tra via Emiliani e Corso Mameli. Da lunedì prossimo, 10 settembre, fino al 30 novembre nell'area resterà in vigore il divieto di transito pedonale. Ci sarà un percorso alternativo all'interno del Parco De Martino. Sarà inoltre attivo un senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto tra il Civico 28 e il Parco De Martino e la realizzazione all'altezza del Civico 6 di via Emiliani di corsie di direzione obbligatoria a sinistra e a destra per i veicoli che si attestano allo stop già esistente con la via, con l'installazione di un semaforo di cantiere per la sola corsia di destra, direzione ponente verso via Mameli. La pagina diocesana adesso, oggi seconda giornata del pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Il Vescovo si è unito ai fedeli ieri in tarda serata. Questa mattina ha celebrato la Santa Messa per tutti gli italiani, nel pomeriggio la funzione dedicata alla diocesi di Chiavari. Facciamo il punto nel servizio. L'alba su Lourdes fa dimenticare presto la stanchezza del viaggio, ricarica di energia, rimette in moto il cuore e la mente. A raccontarlo i pellegrini della diocesi di Chiavari, con oggi sono arrivati tutti, 120 in totale, 80 giunti ieri in treno, 32 quelli che questa mattina si sono uniti con il pullman, più alcuni partecipanti in macchina dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Stamani sul presto c'è chi ha voluto pregare lungo la Via Crucis, momenti di silenzio e di riflessione per entrare fin da subito nel vivo del pellegrinaggio. L'emozione innanzitutto di vedere tantissime persone che in silenzio, soprattutto ammalati, accompagnati da tantissimi volontari che sono magnifici perché si prestano proprio con passione e volontariato proprio. Solo vivendola si può capire, perché descriverla sembrano parole come tante, però effettivamente è anche solo l'atmosfera che si respira, soprattutto alla grotta ovviamente, perché ti fa tornare, devi tornare. Nel pomeriggio di lunedì, Monsignor Gero Marino, vescovo di Savona Noli, ha celebrato la messa di apertura del pellegrinaggio ligure nella chiesa di Bernadette. Poco prima, i giovani del Servizio Civile Internazionale hanno portato in scena una pièce dedicata alla frase di Maria alle nozze di Cana: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Il telo celeste è l'acqua e il telo rosso è il vino. Come state vivendo questa esperienza di servizio civile in questo luogo di pellegrinaggio? Beh, è una bella esperienza, sì, ci stiamo divertendo, stiamo lavorando e prestiamo servizio a chi ha bisogno, molto volentieri anche. Il vescovo è arrivato ieri in tarda serata e si è unito subito ai pellegrini della diocesi. Questa mattina Monsignor Tanasini ha celebrato messa davanti alla grotta di Massabielle per tutti gli italiani. Oggi pomeriggio invece la celebrazione è dedicata ai fedeli della chiesa chiavarese nella cappella San Joseph. In serata infine la processione au flambeau all'Esplanade. Sono state rese note oggi le celebrazioni che il Papa ha a settembre e di ottobre, il Sinodo dei Vescovi, le canonizzazioni e un viaggio internazionale. Sono tre degli appuntamenti più importanti che attendono il Santo Padre. Il calendario si aprirà il 15 settembre con la visita pastorale a Palermo nel 25° anniversario del martirio del beato Don Giuseppe Puglisi. Sabato 22 settembre invece Francesco partirà per i Paesi Baltici, sarà il suo 25° viaggio apostolico. Il Papa visiterà Lituania, Lettonia ed Estonia. Il mese di ottobre invece sarà incentrato sullo svolgimento del Sinodo dei Vescovi sul tema dei giovani. I lavori si apriranno il 3 ottobre con la messa in Piazza San Pietro, si concluderanno il 28 di ottobre. Infine, il 14 in Piazza San Pietro Francesco presiderà la messa per la canonizzazione di 7 beati, tra cui Paolo VI e Monsignor Romero.
notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Caserta Ligure ha celebrato il bicentenario della nascita del Santo Agostino Roscelli. Nato a Bargone nel 1818 e morto a Genova nel 1902, fondò nel 1876 l'Istituto delle Suore dell'Immacolata Concezione. Le religiose oggi presenti in tutto il mondo si sono ritrovate a Bargone per la festa. Domenica il Vescovo ha celebrato la messa nella chiesa di San Martino. Vediamo il servizio. Semplicità umile e carità evangelica sono i tratti di Agostino Roscelli ricordati dal Vescovo per il bicentenario della nascita del Santo. A Bargone, ha sottolineato durante la messa, ha imparato a crescere in famiglia, ha assaporato la fede e il contatto con la natura lo ha plasmato ai valori della tenerezza e della sensibilità. Un esempio per tutti ancora oggi. È invito per noi che siamo così complicati, così capaci spesso di involuzioni interiori, dei rapporti. Ecco, godere il fatto di poter essere semplici e umili. Oggi le suore immacolatine sono in tutto il mondo. Domenica a Bargone hanno festeggiato i giubilei di professione, 2 venticinquesimi, 3 cinquantesimi. Una consorella che vive nella casa madre di Genova ha compiuto 80 anni di vita religiosa. Qui con noi ci sono suore argentine, canadesi, cilene, della Romania, polacche e anche del Libano. Ecco, queste sorelle che pensano e che vedono Bargone, per loro è qualcosa di eccezionale. Visitando le loro case hanno ricreato una specie di Bargone, disegnandolo con la plastilina. Ora venendo qui e vedendo il Trigino, vedendo il campanile della chiesa di Bargone, la casa del fondatore, respirando quest'aria, gli sembra di essere in un sogno straordinario. Nell'ultimo anno di celebrazioni per il bicentenario si sono avute conversioni e anche un miracolo, una guarigione inaspettata avvenuta in Argentina. Tutto questo è stato raccontato domenica a Bargone, piccolo paesino ma centro del mondo, dove ancora si respira il carisma di Roscelli. Era un sacerdote, interamente sacerdote, senza delle esibizioni particolari, che diciamo ha vissuto una vita semplice, però a contatto con delle realtà talvolta complicate. Il vescovo infine ha benedetto una targa, poi collocata nella camera dove nacque il santo. E vi ricordiamo che le interviste realizzate in occasione della festa a Bargone saranno trasmesse questa sera nella rubrica Si può dare di più, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Una sintesi della celebrazione sarà invece proposta anche in Noi Chiesa venerdì sera. La parrocchia di Missano a Castiglione Chiavarese si prepara alla festa di Nostra Signora della Misericordia al Santuario del Conio. Domani inizio del Triduo, mercoledì, giovedì e venerdì messa alle 20:30. Sabato 8 settembre messa solenne alle 10:30, al pomeriggio i Vespri e la processione con inizio alle 16:30. Cicagna si prepara invece alla festa di Nostra Signora dei Miracoli. Giovedì mattina alle 6:45 inizierà la novena con il rosario e la messa. Intanto ieri sera si è svolta l'intronizzazione della statua processionale della Vergine. L'opera scolpita dal Canepa tra il 1920 e il 1930, la vediamo in foto, è stata sistemata sulla cassa argentata. Gli amici di Cicagna, coordinati da Paolo Foppiano, hanno inoltre preparato la scenografica cassa processionale pronta per essere esposta per i solenni festeggiamenti del 14, 15 e 16 settembre prossimi. Riparte sabato 22 settembre la scuola del piccolo coro Emiliani di Rapallo, dando vita al 5° anno di attività. Sono numerose le iniziative che coinvolgeranno gli oltre 100 coristi tra i 4 e i 25 anni, facenti parte della realtà tra le più grandi attività musicali per bambini della Liguria per numero di partecipanti ed affiliata alla Galassia dell'Antoniano di Bologna. In questi giorni sono aperte le iscrizioni per il piccolo coro dagli 7 agli 11 anni, ma anche per gli altri corsi della scuola, tutti a frequenza gratuita con possibilità di una prova libera. Molte le novità che verranno introdotte durante l'anno, in via di sperimentazione, ad esempio il progetto Piccolissimo Coro, che vede coinvolti i bimbi dei corsi preparatori dai 4 ai 6 anni in una formazione del tutto nuova. Altra importante novità è la nascita del coro Voci Medie, che accompagna i ragazzi e ragazze di seconda e terza media verso l'ingresso al coro giovanile, ovvero dalla prima superiore e in su. Adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per domani. Vediamo. Appuntamenti in agenda per mercoledì 5 settembre. Escursione alla riserva naturale delle Agoraie, organizzata dal CEA del Parco dell'Aveto. Il punto di ritrovo è alle 9 al Lago delle Lame nel comune di Rezzoaglio.
Come tutti i mercoledì, è possibile visitare il Museo Diocesano di Arte Sacra dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Incontro sulla cannabis terapeutica in Liguria, promossa dall'Associazione Infiodescenza, alle 20:30 nella Società Economica di Chiavari. Alle 21, in piazza 27 dicembre a Zoagli, si svolgerà il concerto con musica, ballo e canzoni su piste in acciaio della band Ikebana. L'ingresso è libero. E infine, il festival musicale Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria volge al termine. Alle 21:15 all'Abbazia di San Matteo di Genova si terrà il concerto di chiusura con il concertista tedesco Wolfgang Zierer. In chiusura una notizia di sport con la pallanuoto. Luca Cupido giocherà in prima squadra nella Pro Reco a partire da gennaio 2019. A comunicarlo oggi la società. Cupido, attaccante italo-americano, è nato nel 1995 ed è originario di Santa Margherita Ligure. Il papà è ligure e la mamma americana e vive da 5 anni in California. Dopo aver vinto vari titoli giovanili con la nazionale italiana ed aver esordito in A1 con il Camogli, si è trasferito negli Stati Uniti per studiare senza abbandonare la passione per la pallanuoto. Un talento al servizio della nazionale a stelle e strisce con la quale ha disputato l'Olimpiade di Rio. Ormai prossimo alla laurea all'Università di Berkeley, se nei prossimi mesi non riceverà un'offerta lavorativa interessante, rientrerà in Italia e giocherà così la seconda parte della stagione nella Pro Reco. E con lo sport si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace, insieme a Marco Revello, e 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.